Trieste, città affascinante e cosmopolita, è il capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Trieste è affacciata sull'omonimo golfo nella parte più settentrionale dell'Alto Adriatico. Si colloca fra la penisola italiana e l'Istria, a qualche chilometro dal confine con la Slovenia. Da secoli, questa città rappresenta un ponte tra l'Europa centrale e quella meridionale, mescolando caratteri mediterranei, mitteleuropei e slavi. Trieste è anche la città del caffè. Porto franco per l'importazione del caffè, fin dal Settecento, il porto di Trieste è tuttora il più importante del Mediterraneo per il suo traffico. Numerosi sono i caffè letterari, locali storici frequentati un tempo da grandi autori come James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba, ed ancora oggi molto amati da intellettuali e scrittori. Cuore della città di Trieste è Piazza dell'Unità d'Italia. Questa si trova ai piedi del Colle San Giusto, tra il Borgo Teresiano e il Borgo Giuseppino. Di pianta rettangolare, la piazza si apre da un lato sul Golfo di Trieste, mentre dall'altro è circondata da numerosi palazzi e da diversi edifici pubblici. Il lato più suggestivo della piazza è sicuramente quello rivolto al mare, su cui si allunga per oltre 200 metri il Molo Audace. Nel 1740 affondò nel porto di Trieste, vicino alla riva, la nave San Carlo. Invece di rimuovere il relitto, si decise di utilizzarlo come base per la costruzione di un nuovo molo, che venne poi intitolato San Carlo. Il 3 novembre 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale, la prima nave della Regia Marina italiana a entrare nel porto di Trieste e ad attraccare al molo San Carlo fu il cacciatorpediniere Audace. In ricordo di questo avvenimento, nel marzo del 1922 venne cambiato nome all'attracco da Molo San Carlo a Molo Audace. La Basilica Cattedrale di San Giusto è il principale edificio religioso cattolico della città di Trieste. Si trova sulla cima del Colle di San Giusto che domina la città. L'aspetto attuale della basilica deriva dall'unificazione delle due preesistenti chiese di Santa Maria e di quella dedicata al martire San Giusto, che vennero inglobate in un unico edificio tra gli anni 1302 e 1320. Sul Colle di San Giusto, nel Parco della Rimembranza, spicca il monumento ai caduti. Questo monumento è dedicato ai caduti triestini della Prima Guerra Mondiale. Il gruppo scultoreo raffigura 5 figure maschili, 3 delle figure sorreggono un compagno morente, mentre il quinto uomo tiene sollevato uno scudo per offrire protezione agli altri. Sulla sommità del Colle di San Giusto sono visibili anche i resti del foro romano dell'antica Tergeste. Simbolo tra i più rappresentativi della città, il castello di San Giusto si erge sull'omonimo colle che domina la città, il suo golfo e il suo entroterra. Voluto dagli imperatori d'Austria, fu edificato in stadi successivi dal 1468 al 1636, raggiungendo l'aspetto attuale di fortezza triangolare munita di bastioni ai vertici. È stato restaurato negli anni 2000, venendo adibito a museo civico dal comune di Trieste. Il castello è visitabile solo in parte. Oltre al lapidario sono accessibili la cappella, la sala Caprin, l'ampio cortile interno, sede di manifestazioni nel periodo estivo, e gli spalti, da cui si gode un ampio panorama sulla città sottostante. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al nostro canale.
Seguici anche su Facebook e Instagram.